Qualcuno direbbe che in Valle Maira non c'è niente. È per questo che c'è ogni cosa. La modernità ha toccato di striscio questa valle, passando avanti senza troppo fermarsi. Però c'è molto di ancestrale. Ci sono panorami di selvaggia dolcezza, scolpiti nei secoli dalle mani della natura e dell'uomo, in armonia, non in conflitto. Una cultura antica quella occitana, aperta eppure specifica, libera ma consapevole della propria identità, incarnata in una lingua nata per scrivere poesie. Qui ci sono borgate che si raggiungono solo a piedi, ci sono ruderi arroccati su picchi scoscesi, laghi color del cielo annidati in sterminati altipiani verdi, antichi luoghi di spiritualità dove incalcolabili generazioni di esseri umani hanno cercato, costruito e coltivato il loro rapporto con il trascendente, qualunque fosse il suo nome, il suo simbolo o la preghiera da dedicargli. Tra sentieri, cascate ed austeri pinnacoli di roccia c'è spazio per puntare il dito sulla carta ed andare, rispondendo alla chiamata della scoperta e dell'avventura. Qui non ci sono grandi alberghi, ma c'è l'arte antica dell'ospitalità occitana, realizzata in piccole strutture. Case e borghi di pietra antiche, in cui un viaggiatore possa provare il raro ristoro di sentirsi a casa, lontano da casa. La Valle Maira è distante dalle strade più battute. Però ci sono molte strade sterrate, piste forestali, vecchie strade militari. Dai freschi boschi frondosi del fondovalle attraversano ancestrali funghi di pietra formatisi nell'ultima era glaciale, acuti ponti e archi in cui ogni pietra è fondamentale. Arrivano su fino in quota tra le grandiosità delle nostre montagne. Strade da esplorare, piste sulle quali sentirsi piccoli, eppure grandi. Qualcuno direbbe che in Valle Maira non c'è niente, ma a volte va bene così, perché a volte l'assenza diventa una presenza, perché in verità dove non c'è niente c'è spazio, c'è silenzio, c'è respiro. Benvenuti in Piemonte, benvenuti in Valle Maira.